Buonasera a tutti ragazzi, come sempre fa strani, stavolta ci sarebbe un'anomalia termica in mezzo all'Oceano Atlantico. In effetti è stata rilevata dalla NASA e diciamo dal satellite Suomi NPP, quindi che mostrano questa misteriosa scoperta nell'Oceano del Sud America. Il satellite utilizza i visibili infrangenti immagini Radiometer Suite, quindi un dispositivo gestito sia dalla NASA che dalla NAO per rilevare, diciamo, incendi. Solo che stavolta l'incendio è un poco strano. In effetti sta nell'Oceano Atlantico, quindi a profondità molto, ma molto esagerata. Quindi ha lasciato diciamo, gli esperti senza parole. Dice come può bruciare un fuoco sott'acqua. Quindi hanno provato subito a vedere che cosa è. In effetti qualcuno ha detto è una perdita sottomarina nucleare russa o cinese. Un altro ha detto ma può essere anche una base sotterranea. Ma gli scienziati non sono convinti né dell'uno e né dell'altro. Quindi diciamo che un fuoco non sta bruciando in mezzo all'oceano, ha detto sarebbe davvero pazzesco. Però la NASA crede che questa anomalia possa essere causata da esplosioni di gas naturale. Ma pure questo è strano perché questo avviene solo in acque poco profonde e non a chilometri sott'acqua. Quindi anche questa ipotesi, ragazzi, non tiene piede, quindi non si riesce a capire che cos'è. Poi si è pensato che si trattasse di un'attività vulcanica, ma fortunatamente quella zona non ci sono vulcani attivi, quindi neanche i vulcani sono. Quindi tutti quanti l'hanno chiamato anomalia magnetica del Sud Atlantico. Quindi hanno messo questa sigla SAMA, che sarebbe anomalia magnetica del Sud Atlantico. Quindi, secondo alcuni scienziati, sarebbe un'area in cui le fasce di radiazione di Van Allen si avvicinano alla superficie della Terra. Queste particelle colpiscono la Terra e vengono trattenute dal campo magnetico terrestre. Diciamo che potrebbe essere questa, forse, non è detto, la causa di questa, diciamo, anomalia. Quindi la cosa strana è che hanno sviluppato un software per realizzare, diciamo, l'algoritmo e neanche le fasce di Van Allen sono. Quindi non rimane un mistero che ci sia in quei chilometri e chilometri nell'Oceano Atlantico. Quindi i vulcani non sono, gas che esce da lì non è, perché a chilometri non avviene questa combinazione, quindi avviene solo a poca profondità. Vulcani attivi non ce ne stanno. Avevano detto forse ci sta qualche base aliena, queste cose qua, ma non credo ragazzi, quindi però ci sta questa forte anomalia come un fuoco che brucia sotto l'acqua. Quindi in effetti questo satellite in effetti serve per rilevare gli incendi. Quindi questo qui, che sarebbe il satellite, controlla tutti gli incendi di tutto il mondo e invia le immagini alla NASA e alla NAO. Automaticamente, vedendo un incendio sott'acqua, ma a chilometri e chilometri, dicono come fa il fuoco a prendere fuoco sott'acqua. Quindi proprio un'anomalia proprio pazzesca, quindi è come se il fuoco uscisse dall'acqua. Perché questo? Perché lì sotto a chilometri e chilometri ci sta un'anomalia termica molto alta, quindi giustamente, ciao Assunta, hanno visto che ci sta proprio un balzo termico esagerato a chilometri di profondità poi. Nulla, in effetti hanno trovato diciamo, un'anomalia termica sotto l'Oceano Atlantico a chilometri e chilometri come un incendio in effetti, quindi qualcosa che sta, diciamo, alzando la temperatura, diciamo, termica dell'acqua. Vulcani non ce ne sono, gas che esce dalla Terra non ce ne
non ci stanno vulcani attivi, cioè non ci sta nessun motivo per capire come mai esce questa, diciamo, temperatura così forte che è stata rilevata dal satellite che, ripeto, si usa. No, no, neanche le correnti calde, l'hanno già detto, l'hanno tolto, no, no, perché esce dal sottosuolo, quindi dal, diciamo, dal terreno esce questa, è come un flusso bollente che esce, capisci? Loro si pensavano che era gas, e invece non è gas, quindi non è una corrente, è proprio come un flusso che esce da sotto la terra, diciamo a chilometri sott'acqua. Quindi il gas non può essere perché questo fenomeno avviene a pochissima profondità, a 10-20 metri, non a chilometri, perché questa combustione non potrebbe avvenire, quindi serve pochi metri per farle avvenire tipo questa combustione. Qua parliamo di minimo 40-50 km sott'acqua, quindi ce ne passa, quindi è statisticamente impossibile. Vulcani non ce ne sono attivi in quella zona lì, però giustamente il satellite l'ha rilevato e ha inviato giustamente come un fuoco che sta sott'acqua, perché il suo compito è rilevare le temperature, quindi dove sta il cerchietto rosso sulla mappa, lì significa che ci sta un incendio. Quando la temperatura supera qualche cosa di particolare, esce un cerchietto rosso e dice che in quella zona lì qualcosa non sta andando bene e quindi si va a controllare automaticamente. Questo satellite, diciamo, arriva alla NASA, alla NOAA. La NOAA automaticamente invia, che ne so, in Messico, chiama la cittadina locale e dice, vedete che a questa latitudine, a questa altitudine ci sta questo problema, andate a controllare. Quindi è questo quello che fa questo satellite. In effetti guarda tutto il mondo e poi indica dove andare. Quindi, in effetti, se in Australia ci sta un incendio, il NOAA chiama la direzione giustamente dove sta la città oppure il comune e indica che in tale luogo sta avvenendo forse un incendio. Quindi di andare a controllare perché sulle immagini satellitari ci sta qualcosa di molta energia, quindi che sta bruciando qualche cosa. E quello è quello che fa questo satellite, quindi controlla tutte le anomalie termiche. Solo che stavolta l'ha trovato a chilometri e chilometri a 50 km sott'acqua. Quindi che cos'è che può bruciare sott'acqua? Nulla quasi, secondo te? A parte che acqua e, diciamo, e fuoco non è che vanno tanto d'accordo, quindi avevano pensato inizialmente a gas, però l'hanno escluso perché non può avvenire la combustione, perché è troppo profondo. Quando avviene la combustione è a livello di 10-15 metri, allora può fare tipo una combustione perché il livello dell'acqua è bassissimo. Però quando qua si parla di chilometri, 50 chilometri, e passa pure, non ci può stare. Ma che ne so, qua non si capisce più nulla. Io più vado avanti e più trovo cose strane. Bah. Poi giustamente i complottisti hanno detto ci stanno gli alieni, chi ha detto che ci stanno a base sottomarina, poi giustamente ognuno poi dice la sua. Però fatto sta che ancora tuttora l'hanno chiamata effetto come Sama, anomalia magnetica del sud atlantico, quindi hanno fatto questa abbreviazione per dire che questa è una fascia che forse che poi non ci azzecca proprio nulla, cioè le fasce di Van Allen stanno oltre, diciamo, la Terra, quindi dopo la troposfera, stratosfera, esosfera, stanno lì. Come possono influenzare a 50 km sott'acqua? Quindi anche questo hanno detto gli scienziati per noi è una grande, per non dire una brutta parolina, quindi lasciate stare, non è questo. Hanno fatto il software per vedere se queste famose fasce di Van Allen e non hanno trovato nessuna correlazione con esse, quindi ancora tuttora ragazzi ci sta questo fuoco sott'acqua a 50 km che continua a bruciare, però nessuno sa perché. Quindi nessuna delle, diciamo, ipotetiche soluzioni ha trovato una risposta a questo. I vulcani non ce ne stanno.
gas non è, quello non è, quello non è, quindi in effetti stanno uscendo pazzi. Hanno dato subito la colpa a una perdita sottomarina nucleare russa o cinese, potrebbe essere una base sotterranea come al solito, il fatto potrebbe essere una base aliena, quindi ci vanno sempre per sotto gli alieni quando non capisci che, wow, wow, è pazzesco, quando non si capisce che cos'è, ipoteticamente alieno, quando una cosa non si riesce a capire, guarda caso ci sono sempre gli alieni per mezzo. Ogni volta, quindi ogni volta che non riescono a dare una spiegazione la trovano subito. Quando una cosa non si può spiegare, sono gli alieni, ragazzi. Oramai si sono imparati bene pure loro, quindi ci sono tanti misteri che non posso, può darsi pure che è così, ragazzi. Però avrebbero visto, che ne so, tipo un disco, tipo qualcosa di metallico. Invece no, vedono solo un fuoco che brucia. Quindi non è che hanno visto tipo un disco sottomarino, che ne so, qualche cosa di metallico, perché quello poi il satellite riprende bene, in effetti. Quindi lui ha visto solamente questo tipo di incendio a 50 km sott'acqua. Quindi se ci stava qualcosa di metallico, qualcosa così, lo avrebbe rilevato. Quindi no, è una cosa che esce da sottoterra. Quindi non si sa che cos'è. Però il gas non è, vulcani neanche, e quindi non si sa. Boh, ma che ne so, qua davvero tutte queste notizie secondo me davvero si esce pazzi qua. Bah, no ragazzi, un mistero sempre nel mistero, quindi non cambierà mai nulla. Come ha detto, questi ci faranno fuori un po' alla volta, quindi il discorso non cambia mai, quindi come si dice qua a Salerno, se non si muore di peste, si muore di carestia, quindi eh sì, 50 km sott'acqua ci sta il fuoco, dai, è una cosa ridicola. Ma è come se diciamo in cielo sta bruciando, sì, può stare una montagna che brucia, ma no che nel cielo dove non ci sta nulla si mette a bruciare qualche cosa. A meno che non ci stia qualche aereo, qualche cosa, allora sì. Ma se all'improvviso vediamo un fuoco nel cielo, così, senza motivo, uno dice ma che è? Nel cielo ci può stare ancora perché uno può dire ci sta una perdita di gas, una cosa, ma a 50 km sott'acqua. Io devo fare la prova, dopo devo pigliare il fiammifero e lo voglio accendere nella bacinella, vedere se ci riesco. Cioè, è pazzesco, no? Come fai a accendere qualcosa sott'acqua? Allora ragazzi dobbiamo pensare che là sotto ci sta Dio. L'unica soluzione è questa, quindi si divertite a fare tipo una fornacella sott'acqua e si diverte così. Se no la spiegazione non ci sta. No, nulla, Jasmine, in effetti a 50 km sott'acqua brucia un fuoco. Il gas non è. Vulcani attivi non ce ne stanno. Basi sottomarini non ce ne sono. Sommergibili non ce ne stanno. Quindi in effetti questo satellite ha rilevato un'anomalia termica esagerata, come quando loro controllano nell'Oceano Atlantico del Sud America, esattamente. Quindi questo satellite che si chiama Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, VIRS, l'abbreviativo, è un dispositivo gestito insieme dalla NASA e dalla NAO per rilevare gli incendi. Quindi questo qui in effetti è un satellite che si usa per trovare gli incendi. Quindi questo satellite, come ho spiegato prima, rileva gli incendi, arriva diciamo, alla NAO, la NAO contatta il distretto diciamo, dove sta l'incendio e dice vedete a tale attitudine e latitudine ci sta un'anomalia termica, andate a controllare, c'è un incendio forse. E quindi questo fanno questo della NOAA, controllano tutto il mondo dal satellite per vedere dove ci stanno le anomalie diciamo strane. In effetti trovano più 70 gradi, più 80 gradi, qualche cosa ci sta che non va, qualcosa sta prendendo fuoco. E hanno scoperto che sott'acqua a 50 km ci sta questo fuoco. Allora hanno detto non è, diciamo, un gas che fuoriesce dall'acqua e prende fuoco.
non è, diciamo, un vulcano perché vulcani attivi non ce ne sono. Quindi non c'è nessuna spiegazione di cosa possa essere. Quindi hanno fatto tante ipotesi, ma nessuno a finale ha trovato la risposta. Quindi sono tutte state poi scartate automaticamente man mano. Quindi ancora tuttora avevano dato prima la colpa ai russi e ai cinesi per una perdita sottomarina, un altro ha detto una base sotterranea, una base sottomarina, gli alieni, vabbè, poi gli alieni ci stanno sempre, quindi no, neanche una faglia ci sta, nulla. Perciò questa è la cosa strana, non è faglia né vulcano, non c'è nulla. Ci sta solo questo fuoco che esce da questa fessura sottoterra e basta. Quindi una cosa, cioè, qua sta scritto proprio dalla traduzione, un fuoco sta bruciando in mezzo all'oceano. Quindi, come fa il fuoco a bruciare nell'oceano? Che poi qua non si parla, finché erano 5-10 metri, poteva essere una perdita di gas da sotterraneo. Sta facendo qualche fornacello, come ho detto io, a me, ho detto forse sta Dio là sotto si sta divertendo a fare un po' di barbecue sottomarino diciamo che si sta divertendo un poco, perché l'unica spiegazione non si trova. Quindi al finale, ancora tuttora, questa anomalia non è stato scoperto nulla. Quindi già, diciamo, sono più di un anno che ci sta e non hanno trovato nessuna risposta. Quindi questo qui è un aggiornamento che dice che in effetti io già avevo fatto un video così in cui dicevo che ci stava questa anomalia climatica. Adesso hanno fatto un aggiornamento e dopo un anno esatto, ragazzi, il problema non è cambiato per nulla. Quindi fatte tutte le ipotetiche, diciamo, probabilità che cosa fosse, sono state tutte scartate a priori. Quindi dopo un anno stiamo ancora di nuovo al punto di partenza. Non si sa ancora che cos'è. Quindi stiamo a 0-0. Quindi il fuoco ancora esce lì, però nessuno riesce a capire perché. Quindi o mandano qualche tipo, qualche sottomarino che può scendere a quella profondità e vedere da vicino che cos'è, però, ma non lo so, perciò forse ci sono tante morie di pesci, può darsi pure, che tutto questo calore, perché in effetti per essere, diciamo, ripreso da questo satellite, le temperature devono essere elevate, non è che 30 gradi quello ti segnala, no, in effetti là segnala proprio grandi anomalie termiche, quindi si prevede che ha trovato minimo almeno una temperatura di 70-80 gradi, 100 gradi, quindi non ha trovato un'anomalia di 30 gradi che sulla Terra è normale. Quando si vede incendio, diciamo nel punto rosso dove compare, escono anomalie di 150-200 gradi. Significa che in quel luogo sta bruciando qualche cosa. Automaticamente il NOAA contatta il distretto, diciamo il comune, la regione dove sta e dite da tale parte a noi risulta così così dal satellite che qui in quella zona sta succedendo qualche cosa e date a controllare, cioè chiama i vigili del fuoco credo, oppure non lo so, alla Guardia Nazionale della Foresta, questo non lo so, però il loro compito è questo, individuata una volta l'anomalia, chiamare diciamo diciamo, al paese dove sia e contattare il distretto che poi andrà a controllare la zona. Quindi questo è quello che fa la NOAA. La NASA sta sempre in mezzo a finale, ce l'ha pure lei in effetti. Queste, diciamo, indicazioni arrivano sia alla NASA che alla NOAA. Come dico io, la NASA sta sempre presente in tutto e per tutto. Quindi queste, diciamo, anomalie vengono inviate a tutte e due, sia alla NASA che alla NOAA. Perciò ho detto, quindi è un dispositivo che lo usano tutte e due. Quindi i dati arrivano sia alla NASA che alla NOAA. Solo che la NASA li usa per studiare sempre chissà che cosa va a capire, mentre il NOAA è tipo, come devo dire, è un controllo, diciamo, a livello globale degli incendi nel mondo. Quindi è una cosa buona in effetti
quando si verifica qualche incendio come in Amazzonia, come è successo ultimamente, il NOAA ha contattato giustamente la popolazione lì, diciamo, dell'Amazzonia e dire, vedete che qua ci sta un vasto incendio, andate subito a vedere che sta succedendo. Quindi questo è il compito del NOAA, quindi di fare una segnalazione su tale parte ci sta questa anomalia. Ci sta 100-200 gradi, per favore andate a controllare che sta succedendo. E così il NOAA segnala a tutto il mondo che cosa ci sta. Quindi poi dipende, quindi la NASA non so cosa c'entra con queste cose, però come dico io, e come dico qua, patrocina ogni minestra, cioè sta sempre presente in ogni cosa. È come il prezzemolo nella minestra, sta quasi dovunque. Diciamo che qua su il prezzemolo noi lo mettiamo in quasi tutte le pietanze. Allora perciò usiamo dire un patrocino sempre da minestra, cioè che è sempre presente. Quindi la NASA è come il prezzemolo per noi. Noi diciamo Putin sempre da minestra perché qualsiasi cosa fai qua al finale ci aggiunge sempre il prezzemolo. Quindi e la NASA è lo stesso, la NASA qualsiasi cosa che esce, qualche cosa, lei è presente. Che ne so, stanno facendo, lei è presente, sa tutto. Quindi è come una piovra, c'ha le mani ovunque, ma non lo so. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione, ci sentiamo dopo. Quindi sì, lo so, però a differenza che la NOAA però ha a che fare, diciamo, con gli incendi, le anomalie climatiche. Invece la NASA si occupa di altre cose, diciamo, in effetti aerospaziale, però quello voglio dire, c'ha le mani su tutto al finale. Credo che allora che interessa che sta facendo l'incendio, faccio un esempio, in Africa oppure sta prendendo fuoco l'Italia. Quindi non credo che interesse avrebbe la NASA di sapere che a Roma oppure a Parigi oppure a New York sta avendo un incendio oppure in Amazzonia sta. Quindi perciò dico è sempre come un polipo sta ovunque. Quindi è come un polipo che deve stare dappertutto, qui, lì, deve avere un po' le mani un po' dappertutto, perciò quelli sanno i fatti di tutto. Lo so che sono collegate, ma quello lo spiega, la traduzione l'ha spiegato che stanno, come si dice, azzeccate, collegate, quindi è come se fossero una cosa sola, in effetti, dicono qua. Quindi però ti aspetti che sai, la NAO si interessa solo di vedere queste cose, di indirizzare al comune di appartenenza, diciamo, l'irregolarità del tempo, dire guardate qua ci sta un'anomalia di 200 gradi, qualcosa succede, qua ci sta un'anomalia, e io mi immaginavo che era così, no, in effetti. Però poi man mano camminando con la traduzione ho scoperto al finale che ci sta la NASA in mezzo a loro, forse sono la stessa cosa, usano lo stesso dispositivo, quindi al finale bazzicano insieme, quindi è facile fare diciamo la conclusione finale, quindi è sempre un mangia mangia come diciamo qua, non ci stanno santi. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, un altro video sicuro lo faccio. Poi domani sicuramente ci sentiamo domani pomeriggio sicuro. Può darsi qualche video a prima mattina, ma non lo so perché domani sarà proprio una giornata, diciamo, impegnatissima sotto tutti i punti di vista. Quindi domani mattina è un casino. Spero di non trovare traffico a Salerno, se no esco pazzo. Una cosa che odio proprio è il traffico proprio. Mattina già immagino tutti a scuola, quindi un casino proprio di persone, bambini, pullman, non si capirà nulla. Quindi a Salerno già parcheggiare è un miracolo, quindi già devo augurarmi di trovare parcheggio. Poi immagina davanti alla questura o davanti al tribunale se riesci a trovare, è come se scendesse Gesù e trovi il parcheggio. Quindi speriamo che come arrivo scenderò prestissimo proprio per trovare il parcheggio. Così perlomeno poi aspetto l'orario di apertura.
perlomeno trova il posto, perché se scendo alle 8, 8 e mezza, finisce. E quando arrivi? Qua alle 8 se scendi alle 7 e mezza, 8, è come trovarsi a Piazza Garibaldi quando vai alla stazione a Napoli, uguale. Io ho fatto caso, molte volte sono andato a Napoli, se alle 7:05 tu stai sull'autostrada che stai arrivando a Piazza, diciamo alla ferrovia, alle 7:05 la muori. Puoi anche mettere la fornacella e ti metti a fare il barbecue. Come, allora, se arrivi alle 6:30, tu arrivi a Napoli tranquillamente alla stazione. Se ti permetti di arrivare alle 7:05 diciamo, sull'ultima corsia di destra che fa stazione centrale Napoli, lì rimani. Proprio, ma Gesimo, ma ti giuro, ma qua domani mattina calcola che il traffico sta da fratte. Allora io ti dico, da qui alla questura centrale di Salerno in linea sono 4 chilometri. Calcola che io per fare questo 4 chilometri, se trovo traffico, bene Giovanni, impiegherò almeno, se mi va bene, un'ora e mezza, ma non di meno. Quindi se mi va bene ci impiegherò un'ora e mezza. Se scendo adesso per arrivare a Salerno, io sotto lì alla questura arriverò esattamente fra 5 minuti. Pensa un po' alla differenza, no? Io scendo, prendo l'auto, scendo, faccio una direzione, 5 minuti sto lì. Domani mattina gli stessi chilometri. Devo pigliare l'aereo domani. No, è pazzesco, guarda. Poi immagina che fra poco arrivano le luci d'artista, quindi fra poco con le luci d'artista, tutti i turisti che arrivano qua, incominciano a vedere le luminarie, quindi già ora, ancora, sta solo la scuola, diciamo, quindi ancora ci salviamo. Ma mo che arriva il 26 novembre, anzi no, quest'anno fa il 16 novembre, accendono le luci. È proprio impossibile. Noi salernitani siamo condannati a non andare a Salerno perché non c'è la festa, diventi scemo nel traffico. Io sono andato a San Matteo, la festa patronale di qua. Io ho girato per 2 ore per trovare parcheggio. Alla fine ho trovato parcheggio in una pompa di benzina. Ho messo la macchina là, me la sono fatta a piedi. Ho fatto a piedi 2 chilometri per arrivare, diciamo, a Piazza La Lungomare di Salerno. Quindi immagina un po'. Ho messo la macchina molto lontano, diciamo 2 chilometri, quindi abbiamo fatto un bel rettilineo e siamo arrivati alla festa. E non era nulla. Mo' che arrivano le feste delle luci d'artista e che arrivano tutti i bus Roma, Civitavecchia, Toscana, Sicilia, arrivano a Puglia da tutte le parti poi. Venerdì, sabato e domenica è proprio come il coprifuoco, proprio, non puoi proprio, meglio che devi salire, quindi se vuoi andare a qualche parte vai, che ne so, Baronisti, San Severino, Avellino, dall'altra parte devi andare, quindi opposto, quindi non puoi scendere dall'altro lato, devi salire, quindi la maggior parte, no, il venerdì, sabato e domenica nessuno di noi pensa, tu stai in Germania, che parte della Germania, Forgione? Berlino, Francoforte, diciamo gli italiani di solito usano andare qua. Guarda, sono stato lì molte volte, bella la Germania, tutto perfetto, Giorgio, ma che vuoi da me non mi piace. Siamo stati lì a fare fiere, siamo stati lì di passaggio un sacco di volte per andare in Finlandia, in Norvegia, però che vuoi da me, a me non mi piace. Berlino, ci sono stato, è bello, sì, però ho mangiato il panino con l'eckerbese, come si chiama? Il leckerbese, cioè quel diciamo tipo impasticciato di maiale, il leckerbese, una cosa così. Era buono, la verità, l'ho pagato pure poco.
Poi lì stavano certe vetrine a Berlino, che ci stava tipo, che ne so, una rista di maiale che era molto grassa. Ti giuro, non lo so come si chiamava, Giova. Era un tipo una rista di maiale che ti tagliavano a fettine e ti mettevano in un panino piccolo. Quando io ho domandato in inglese quanto costa, quello mi ha detto 1 euro. Ho detto, ma no, ma non può essere. Ho detto, questo si sarà sbagliato, ho detto. C'avevo l'amico che parlava tedesco, ho detto, vieni un attimo qua. Questo ho fatto un panino, era tipo un soffiato, non è che... Però con un bel pezzo, sa, di questo arista di maiale. Sì, tipo una pancetta, Antonio, ma era molto grassosa internamente, non lo so. Era tipo come una rista di maiale, solo che aveva molto grasso. Sì, leccherbese, sì, questo l'ho mangiato. Io dico quest'altro, il leccherbese, sì, quello è un pasticcio in effetti, l'ho letto su internet, l'ho trovato. L'altro non ho detto, il nome non l'ho trovato, l'altro, tipo una pancetta tutta tagliata a fettine, con, diciamo, te la mettono nel pane con questo sugo che sicuramente è grassoso, ragazzi, ma è davvero buonissimo. Quindi, quando io ho detto, ragazzi, quando costa, ho detto, vieni qua, che tu sai il tedesco più o meno un po'. Ha detto 1 euro. E in effetti ho preso la Coca-Cola, l'ho pagato 1,50 euro. Alla fine ho fatto un bel panino. Me ne sono fatti due veramente. Poi ragazzi, ho detto, vabbè, me lo faccio un altro. Quindi ho fatto un leccherbese e uno di questi qua. Ma due bei panini. E siamo partiti poi per la Finlandia. No, Lupus, questo è tanto tanto tempo fa, quindi non è mo'. Le berchese lì, sì, ma le berchesse, sì, sì, io dico quell'altro là, tipo quella pancetta che tagliano a fettine spesse, non so come si chiama, Giovanni, perché mi sono dimenticato, io lo sapevo come si chiamava, però poi ho dimenticato il nome di quella, perché gli amici miei vanno sempre a fare la Germania, io invece no, vado sempre in Norvegia e Finlandia, quindi sono solo di passaggio dalla Germania, perché andiamo, diciamo, al porto della Germania a prendere, diciamo, la nave per andare in Finlandia, quindi siamo solo di passaggi. Poi passiamo per l'Austria, mettiamo quel francobollo sul camion perché si deve mettere il francobollo, tipo il passaggio perché là non si paga come si chiama, l'autostrada non si paga, però si deve mettere un francobollo che devi comprare lì e devi passare l'Austria con questo francobollo in effetti, quindi e tanti auguri Giovanni allora. Quindi là in Austria invece di pagare il pedaggio sull'autostrada ti fermi in un negozio e metti questo tipo francobollo che vale che hai passato l'Austria e quindi hai pagato il pedaggio, diciamo. E quindi ci siamo fermati a mangiare a Berlino e abbiamo mangiato il Leberchese e quest'altro qui che non so il nome, ragazzi, però era buonissimo, era grassoso, non si mette in dubbio, ragazzi, però aveva un sapore, ma si scioglieva in bocca proprio, guarda. Però là secondo me come si chiamano? Triglicerici, colesterolo e diabete, là faranno l'applauso secondo me. Secondo me là scoppiano proprio, là sono convintissimo. Là se stai in Germania, se ti mangi tutti i giorni qualcosa. No, Jasmine, ma ti giuro, una carne tenera, ne ho mangiate di fette di carne, credimi. Ma quella era tipo, che ne so, tanto per dirti la carne argentina, hai presente la carne argentina, quella lì che fai arrostita, che tiene tutte quelle venature di grasso dentro, quando la fai arrostita e si scioglie in bocca, così era quel pezzo. E sta signora stava dietro a questo banco e ti giuro, Germi, non sto scherzando, stava dietro a questo banco e tagliava tipo uno spessore di 2 dita più o meno. Non lo posso tagliare, però con te sì, una specie di Angus, sì, però era tipo come, devo dire, come una pancetta, una rista di maiale, hai presente? Bella grande. Era così. Hai presente le costine, avvocate, le costine di maiale? Hai visto? Ci stanno tutti quegli ossi che poi devi togliere quando lo fai e rimane il pezzo di carne, no?
Immagina quella carne lì senza le ossa, quindi bella brasata col suo, diciamo, grasso. Sì, allora immagina quel pezzo lì, avvocate, però senza le ossa. Quindi, come sai, è come mangiare le costarizie. Avete presente, ragazzi? Immaginate una grandissima costarizia fatta a forno e poi con quel sugo, diciamo, tagli una bella fetta e te la metti in un panino. Gli metti un po' con un cucchiaio un po' di sugo di quella, diciamo, di quella cottura lì e te lo mangi. Proprio ti giuro che quando mangiavo Jasmine, come si chiama il lupus, il labbro io me lo sentivo che attaccava perché era grassoso, quindi mi sentivo lupus che quando mi toccavo le labbra è come come si dice, azzeccarsi, come si dice, faceva tipo come una colla in effetti, perché quello era il grasso. Quindi però ragazzi c'aveva un sapore che era una cosa fenomenale. Perché seppure era buono, non si mette dubbio, ma questa era proprio una bomba. Ho detto ragazzi, mo dalla Germania fino in Finlandia arrivo tranquillo. Ho fatto due panini, un leberchese e questo qui, ma stava proprio a posto. Ma la cosa che mi ha sorpreso, ragazzi, il prezzo, 1 euro. Quando mi ha cercato 1 euro, sono uscito 1 euro con una Coca-Cola, 2,50 euro. Ho detto, boh, ho detto, ma qua è tutto strano. E i cittadini in Italia mi cercavano 5 euro per queste cose, GTT. Quindi davvero 1 euro. Sì, pure il Leberchese ho pagato 1 euro io. Boh, ho detto, ma che ne so, ho detto, boh. È stata proprio strana sta cosa, guardate, ancora ci penso a volte, dico, ma è possibile che un bel soffiato, diciamo è un soffiato, con questa fetta, ma secondo me una 200 grammi doveva essere, spessa di questo, io lo chiamo rista di maiale per chiamarla così, costarizia gigante, che ne so come devo chiamarla. Però ti ripeto, aveva questa carne di maiale, sicura era di maiale, piena di venature di grasso, che quando tu davi il morso proprio si scioglieva in bocca come un burro, non lo so. E già, ha già spiegato com'è. 2 euro, 3 euro, e due panini e una Coca-Cola. Lupus, Lupus, mi è venuto di mangiare, Lupus. Meno male che Francesca non ci sta, se no stasera finivamo male, eh. Quindi diciamo che è stato, questo è quello che mi ricordo della Germania. Invece per le altre cose, ragazzi, lasciate stare. Non è arte proprio l'ora di cucinare, quindi se andate in un ristorante italiano, ragazzi, non aspettatevi chissà che. Siamo andati in ristorante italiano perché giustamente volevano, e dai, andiamo a mangiare italiano, andiamo a mangiare italiano, andiamo a mangiare italiano. Siamo entrati Italian food. Ha detto e vabbè, entriamo qua. Italian food dice ristorante italiano, mangiare italiano, vabbè. Perché abbiamo provato a trovare ristoranti italiani scritti in italiano, ma niente da fare. Però Italian food ha detto vabbè. Ho visto che fuori aveva pomodori, sa, secchi però finti, questa è roba tipo italiana, ho detto vabbè, entriamo qua dentro. Ragazzi, roba allucinante. Il mio, il mio amico ha cercato i spaghetti col pomodoro, ma secondo me la ketchup, non lo so io. Non lo so che ci ha messo quella salsa, non lo so, ma non lo voglio anche sapere. Perskov si chiamasse, non lo so, ma vai a un attimo mentre io lo provo a cercarlo, se lo vedo su, perché c'ho quest'altro cellulare, Percos, voglio vedere se me lo, allora come si scrive Percos, Perkov, ah voglio vedere, allora fammi vedere, perché lo sto cercando da un sacco di tempo, solo che Perkov Germania, fammi vedere se lo riesco a trovare, Perkov. Fammi vedere immagine, voglio vedere. Non mi dà nulla. Percoff non mi dà proprio nulla, guarda. Ho provato a scrivere Percoff, però non mi dà immagini di...
un nome forse sarà, che ne so. No, oh Giovanni, non mi esce nulla. Grazie. Guarda, è un piatto allucinante è stato, eh. Ma ti dico una cosa proprio che io non mi aspettavo, guarda, posso capire che non abbiano il nostro pomodoro, diciamo, posso pensare tante cose, però no che si mangiava proprio così, è stata una cosa pazzesca. Io proprio non mi credevo di mangiare così male. Non è, in effetti il Leberchese esce subito, guarda, quando metto Lebercasse, eccolo qua, Lebercase bavarese, quindi è fatto, allora il Leberchese bavarese è un piatto di carne tipico della Baviera, quindi molto popolare nella Germania. Quindi sto su Wikipedia, ragazzi, quindi Germania, Austria e Svizzera dice. Allora, preparazione. In effetti è come un insaccato viene definito, quindi ci stanno, sono carne di manzo, pancetta di maiale, acqua, cipolla, sale e maggiorana, quindi diciamo è tipo un würstel, tanto per dire, quindi questo qua sì, il Leberchese, questo qua l'ho mangiato pure buono è, anche perché ho fatto il Banco del Trentino Alto Adige e io il Leberchese l'ho venduto pure io, quindi lo so che cos'è. Ho venduto il brezel farcito con lo speck e formaggio, quindi queste cose lo sapevo, ma quella cosa lì che ho visto in Germania non mi ricordo proprio che cos'è. Quindi è una cosa di carne di maiale, ma sinceramente non lo so dire, ragazzi, come si chiamava. Comunque era buonissimo. Aveva tipo, che lo so, il sapore tipo stinco di maiale. Hai presente lo stinco di maiale? Più o meno era quello il sapore che mi dava. Però non era lo stinco, questo è il problema. Era tipo come una pancetta, in effetti, una bella pancetta senza le ossa che quando tu tagliavi ci stavano tutte quelle trafilature di grasso, quindi è così che penso, Comunque sicuramente era maiale, questo poco ma sicuro, però non vi posso dire come si chiamava. In effetti là pure diciamo come si chiama lì, Eh, il brezel, quindi allora fammi vedere. Sto cercando proprio di trovarlo, io mi è difficile qua. In effetti, secondo me, ragazzi, era tipo una spalla di maiale. Perché adesso ho trovato spalla di maiale. Quindi in effetti è come la spalla di maiale. Quindi molto grassosa e viene usata molto in Germania. E secondo me questa deve essere. Quindi è tipo una costalizia gigante. Sì, sì, un'altra parte, guarda che ho mangiato bene, lupus, è stata, come si dice, la Polonia. La Polonia lì usano tutte diciamo affumicatura. Lì ho mangiato węgorz. Węgorz in polacco significa anguilla affumicata. Quindi ho mangiato trota, salmone affumicato, che viene fatta proprio lì dalle persone del luogo che hanno questo affumicatoio con legno, non so, un legno speciale che usano affumicare salmone e tutta la carne quando uccidono il maiale poi fanno questa tipo affumicatura in effetti, ma guardate, è una cosa spettacolare. Là se vai per un mese metti 40 kg, sono convintissimo. Poi la mattina là la colazione. Sì, guarda, Lupus, io ma ti sto parlando di oltre 15 anni fa quando sono andato lì la mattina mi sono svegliato e mi sono ritrovato una tavola bandita. Io ho detto, mamma mia, ho detto, ho dormito troppo. Ho detto, che già è lunedì, ho detto, possibile. Io ero convinto che erano verso le 2.
e questi mi stavano aspettando per il pranzo. Ho detto, mamma mia, che figura ho fatto. Vabbè, forse la stanchezza del viaggio, ho detto tutto. Comunque stiamo venendo dall'Italia, poi 4 ore di auto per arrivare al posto dove stava la mia ex, diciamo. Quindi un casino proprio. Vado a vedere i Lupus, quelle erano le 7:30 di mattina. Ci stava di tutto su quella tavola, würstel, crauti, verza stufata, verza normale, maionese, ketchup, insalata di pomodoro. Ho detto, ma io, ma che veramente facciamo qua? Affettate di tutti i generi, pesci affumicati. E che tu voglio, ma da mai? Ho guardato il cellulare, poi che l'ho preso in mano, ho detto 7:30 la mattina. E ho detto, questo è assassino, ho detto. E qua ho 30 giorni, ho detto, qua muoio. Qua mi viene una cosa, ho detto. E purtroppo loro la mattina usano mangiare così, uova fritte, uova strapazzate, non si capiva niente. Dopo, se ti giuro, io quando ho visto quella tavola ho detto, ma che ma morì? E io ho capito che voglio morire con la pancia piena, però... E là, se mangiavi così, poi ho detto, no, 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 la mattina fatemi il piacere. Io voglio un po' di latte, se si può fare, una cosa così, e basta. Quindi la mattina poi, semmai facevo colazione con un panino e basta, ma non con tutta sta tavola preparata. Pensa che lì si mangiano 2 o 3 uova al mattino, tutte le mattine. In effetti, no, Lupus, qui in Italia dicono che le uova fanno male, pure il dottore dice che fanno male. E vabbè, e ci siamo. L'ex mia suocera in effetti le mangiava 2 la mattina, un bicchiere di vodka e tutte le mattine era così. Cioè lui da una vita faceva così. Una cosa pazzesca, ragazzi. Hai ragione, non ci credi, lo so, Jasmine. Ma purtroppo è così. Poi però mangiano alle 4, 3-4 del pomeriggio e poi la sera leggero un bicchiere di latte. Cioè loro fanno una bella colazione, poi per pranzo fanno un secondo con qualche contorno perché la pasta proprio lì si usa proprio raramente e poi la sera leggero. Quindi diciamo proprio appena mattina tipo assassino. La mattina è proprio quella lì. Poi invece ho fatto il Natale lì ragazzi, proprio perché vi devo fare proprio lo schiattiglio proprio fino alla fine. In Natale là, il 24, si incomincia a mangiare la mattina. Sì, sì, di mattina, un cicchettino come si dice. Quindi là il 24 mattina. Sì, Jasmine, alle 9 tutti a tavola, alle 9 del mattino. Le pietanze a tavola sono 13 come gli apostoli, è una loro usanza, che ne so io. Quindi ci devono stare 13 portate sulla tavola. Quindi la signora cucina prima perché si deve sedere insieme a tutti quanti. Quindi non ci sta una che sta in cucina e gli altri mangiano. No, là non si usa così, si prepara prima e poi si mangia tutti insieme. Poi al massimo si riscalda nel fornetto. Però tengono st'usanza di stare tutti seduti, quindi è questa cosa qui che usano fare lì. Però 13 portate, l'humus ci stava proprio di tutto, insalata russa, ma salsicce con là si usano molto, come si chiamano? L'abbiamo parlato, i porcini, perché là è pieno di porcini. Quindi salsiccia e porcini, patate e porcini, poi ci stanno tipo una specie di agnolotti ripieni di carne, ci sta la verza, i cetrioli sott'aceto. Comunque ci devono stare 13 pietanze diverse, perché i 13 sono gli apostoli per loro. Poi ci stanno tutti i pesci affumicati, quindi trota, salmone, tinca, pesci d'acqua dolce si parla qui, ragazzi. E tutti i pesci affumicati, però devo dire la verità, erano buoni. Poi si usano tutte minestre, minestroni, tipo zuppe. Poi ci sta il famoso tacchino, quello lì che fanno in America, come si chiama? Il tacchino, quello che fanno nella commemorazione. No, latte e porcini, ho detto stanno patate e porcini
e salsicce e porcini. Stava un tacchino che io, quando mi hanno chiamato, ho detto Giuseppe, quando a pigliare il tacchino? Ho detto dove lo vado a pigliare? Ho detto no, scendi giù che te lo dà un signore. Sono sceso giù, con l'opus, ho detto, sa, ma era secondo me, ma non lo so, ma gigante proprio. Io lo tenevo in braccio come un bambino, anzi più di un bambino. Ho detto, ma che dobbiamo fare con sto coso? No, quello poi mamma ha detto lo fa nel forno con le patate. Ma già ci sta tutta quella roba. Comunque ragazzi, una cosa allucinante. Comunque, ma davvero di tutto, a parte le 13 pietanze, poi ci stavano tanti contorni che facevano paura. Quindi, e qualcuno può andare su Facebook, ci sta ancora qualche fotografia, quindi può andare direttamente a guardarla. Qualcosa fotografia vecchia è rimasta. Ma una cosa allucinante, ragazzi. No, no, l'avvocato già era pulito e morto. No, no, qua vive chi lo prendeva, l'avvocato. No, il tacchino era già bello pulito e tutto, solo che siccome come si dice, nel macellaio stava un signore che ogni anno viene e riporta di, come dire, di contrabbando così. E va casa per casa a vendere questi tacchini. E tutti quanti poi se lo comprano perché ha un prezzo diverso diciamo, dal macellaio della zona. Allora tutti quanti comprano da sto signore questo tacchino per la vigilia di Natale. Diciamo una cosa proprio pazzesca. Però ragazzi, è proprio un pranzo che davvero... Poi un'altra cosa ragazzi, che è strano, il giorno 24 non si beve. Per i polacchi non bere vodka oppure birra è pazzesco. Però ragazzi, il 25 poi fanno quello, quello e quello. Pensa che ci stava l'ex mio cognato che aveva la fissazione che doveva farmi ubriacare per forza. Aveva preso questo pallino che doveva ubriacare l'italiano. E quindi ogni volta che andavo a casa sua, puntualmente, questo incominciava a cucinare, a fare bottiglie di Smirnoff a volontà. E comunque, ma io mi ero imparato il trucco, che l'ex suocero di mio fratello, no? Lui era un forte bevitore di vino, però. Diceva Giuseppe, per non ubriacarti facilmente, devi mangiare la mollica del pane. Quindi mangiati la mollica del pane perché assorbe e cerca di mangiare e poi bere, così non, diciamo, l'alcol etilico non va subito nel sangue. Allora io quando andavo da lui, lui è polacco, è italiano, e quindi io cominciavo a prendere il pane, a mangiare il pane e poi facevo, là si fa cincin, si dice però in polacco nastrofie. Quindi nastrofie significa cincin. Quindi una strofa, una strofa, una strofa, una strofa, e io mangiavo una strofa, una strofa. Al finale è finita la prima bottiglia e io stavo ancora benissimo. E lui già incominciava, sa? No, questo l'ex suocero che adesso è morto, mi dispiace, mi aveva insegnato a mangiare la mollica del pane perché è come assorbire, come una spugna. Quindi mangia molto pane, diceva quando vai da qualcuno che vuole farti ubriacare, capì? Quindi di solito quando tu vai da una parte cercano sempre di prendere quello più debole e di farlo bere. E in questo caso il debole ero io. E quindi io mangiavo pane, lui ha messo un'altra bottiglia. Quindi abbiamo messo un'altra... nastrofie significa cin cin. E comunque al finale, dopo la quarta bottiglia di vodka, solo me e lui, non nessuno, solo io e lui. Questo non si è sentito bene. Io ero sì ubriaco perché non posso dire che stavo bene. Quindi, in effetti, volevamo andare a casa con il taxi. Ho detto no, meglio che andiamo a piedi così per la strada. Come si dice qua sud, pare un po'. Quindi, in effetti ce la siamo fatti a piedi anche erano 2 chilometri, non era lontano. Io volevo chiamare il taxi, abituato alla comodità, poi l'euro lì vale molto, quindi un taxi ti costa poco. Però ho detto andiamo a piedi così di... Comunque la moglie poi mi ha fatto la graziata, ha detto tu hai ubriacato mio marito. Ho detto guarda cosa, che tuo marito voleva ubriacare a me.
E ho detto, guarda, Polonia-Italia 0-1. Ho detto, guarda, ragazzi, vi giuro, la testa l'avevo proprio che scoppiava. Però lo sfizio di non farlo vincere c'è stato, guarda. Non volevo assolutamente perdere, come una competizione Italia-Polonia. Bravo, un grande cazziatone, yeah. Me l'ha fatta la moglie, però dice che io avevo fatto stare male il marito tutta la notte, io. Veramente mi avete invitato. Lui ha incominciato a portare Smirnoff, poi ha portato Smirnoff, là ci stanno anche a gusti. Smirnoff normale, quello là bianco. Poi ha portato uno Smirnoff alla fragola, uno Smirnoff a melone. Quindi là ci stanno pure vari gusti. A parte lo Smirnoff normale, a me piaceva molto quello a fragola e diciamo quello a ciliegia, quindi però inizialmente ha cacciato quello l'originale. Quindi purtroppo gli è andata male. Poi dopo non hanno fatto più cici snastrofio, come dico io, perché sapevano che purtroppo andava male per lui, quindi gli hanno dato il divieto. Anzi, no, la moglie gli ha dato il divieto, dice no, con quello non devi bere, ha detto, è un pericolo. Ha detto, vedi, quello riesce a mantenere. E poi una cosa che è assurda, però è così, ragazzi. Questa è proprio. Diciamo, questa è la mia storia alla fine. La moglie di questo qua disse vicino alla mia ex, disse, disse, ma questo beve in Italia. Quello ha detto no, questo beve l'acqua. E in effetti, ragazzi, io qua bevo acqua frizzante. C'ho la mania dell'acqua frizzante, questo è vero, però birra, vino, ma nulla, nulla, zero. Quindi se mi inviterete tanto per fare, io aspetto l'acqua frizzante, questa sì. Sì, Lupus, a me piace l'acqua frizzante, però deve essere no quella tipo, che ne so, la Ferrarella, che vuoi da me? La Ferrarella è bella quando la apri, però che vuoi da me si sfiata subito, quindi non mi piace perché quando lo apri, diciamo, subito perde le sue bollicine, diciamo così. Invece piace più, qua uso la Toga, la Sveva, eh, ma queste marche qui diciamo che sono molto frizzanti, quindi quando vai ad aprirle poi rimane bella gasata, quindi male che va non perde tutta quella cosa. E io bevo solo acqua gassata, diciamo molto gassata, quindi pure lì bevevo solo acqua. Poi quando capitava questa sfida, diciamo Italia-Polonia, e allora facevo l'eccezione. Però mi abbuffavo proprio di pane, quindi pane a volontà lì. E auguri Alessà, quanti anni fai? 22 Alessà? 22 anni, quando facciamo? Quando che festeggiamo? Che età? 23, 24? Meno male che io festeggio a febbraio, quindi ci manca ancora. 100, te li porti bene, bravo Alessandro. Te li porti bene, la verità. Vita Lupus. No, ragazzi, io sono 76, quindi sono il più vecchietto, anzi no, forse ci sta qualcuno che è più vecchietto di me. Io 43, ragazzi, io sono 76. Però in giro ci sta una più vecchia di noi, molto più vecchia di noi. Ma 79, 3 anni, come più di te. 57. Avvocatello invece ce n'ha 47. Io invece ragazzi sono 14 febbraio 76. Quindi, beh, bravo avvocato, vedi, ha detto la verità, vedi? La devo istigare per far dire la verità, se no quello non parlo poi. No, ma te li porti bene comunque, non ti preoccupare.
E vabbè, ragazzi, siamo tutti stagionati più o meno, non è che siamo tutti, diciamo, solo io forse sono un po' poppigio, ma un poco, non è che è eccessivo. Quindi su per giù stiamo tutti là, massimo una decina d'anni di più, ma stiamo là a finale, non è che io ho 18 anni e voi avete 50, quindi stiamo tutti là. Io volendo... Io sto cercando ancora la ricetta, ragazzi, ma questa proprio non la trovo proprio. Io devo chiamare a Torino il mio amico che è tornato dalla Finlandia e mi deve dire come si chiama quel pezzo di carne. Dopo per Svizzera lo devo chiamare perché se no impazzisco. Quindi bavarese, fritte, salsicce di Norimberga. Qua io ho scritto piatti tipicamente tedeschi e mi escono solo salsicce qua. Salsicce e brezel. Boh, non lo so questo come si chiama. È un mistero qua, guarda. Eppure l'avevo letto il nome, non me lo ricordo. E tiene ragione, avvocato. Avvocato. In effetti, che cosa avete mangiato? Chi ha parlato il minestrone? Dopo, che ti sei mangiato tu stasera? Dai, forza, spariamo. Allora ragazzi, io ho fatto un po' di tacchino con l'insalata, quindi leggero, quindi non parlate di mangiare, se no mi mangio pure la tavola stasera perché sto leggero. Sì, Samuele, a finale va a finire così. Io faccio il video della fine del mondo e poi finiamo della fine della tavola. Minestrone. Io ho fatto tacchino arrostito con l'insalata di pomodoro, per essere esatto. Avvocato spara. Francesco non ci stava, sennò Francesco faceva proprio una guerra. Pizza, frittelle, salame e piccante. È una cosa leggera, avvocate come al solito. Avvocatello si tratta sempre, quando si tratta proprio, avvocatello si scassa sempre. Come a Francesco e a Alessandro. Ci state stasera lasagna, Samuele, meno male che sta per digerire, giustamente, la domenica poi a pranzo che mangiate, tiene ragione. Ya, lupo, ya, Samuele, ma lasagna. E che oggi non ha mangiato Samuele? Samuele, che hai mangiato oggi pomeriggio per sfizio? Giusto per sapere, no? Perché se mi dici che oggi hai mangiato e stasera lasagna e ti devi far controllare. Pesce a forno con patate, viola, sottaceti farcite da mia cugina. Quindi pure Alessandro, diciamo, è andato bene. Oh, solo io e quello del minestrone siamo andati peggio qua. Allora se mi permettete dobbiamo mangiare io, eh sì, e le ragazze del minestrone. Tutti quanti hanno mangiato bene qua. Questo mo si mangia pure le lasagne. Melanzane ripiene, su cotti per prima... Lupus ho fame, oggi mezzogiorno sono state leggere. Ah, perciò ti mangi, diciamo, la lasagna stasera, quindi ci sta un motivo. Non è che ti sei scassato oggi a tavola e poi stasera ti mangi la lasagna. Ragazzi, noi dobbiamo aprire un canale di cucina, così facciamo prima. Spaghetti alle vongole. No, si è trattata. Alessandra è proprio andata a mare oggi. Brodo di pecorella. Sta facendo che cos'è? E domandalo alla signora che l'ha detto, eh. Yasmina va trovare un aiuto. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto. Devo cercare sto piatto assolutamente. Mi chiamo a Torino. Mi deve dire che piatto è, se no esco pazzo. Domani frittatone. Sì, sì, qua fanno ancora la pecora, sì. Io sono stato nel Cilento
e ho mangiato la pecora bollita, ma la fine del mondo, però è una cosa che non fanno più da tanti anni, quindi devi andare in luoghi proprio appositamente. Mettono la pecora, allora qua si usa, siccome la pecora ha un forte odore, la fanno stare nel fiume per 6-7 giorni a scorrere tutto il sangue e tutto, diciamo, quella puzza forte, diciamo, che ha la pecora. Quindi dopo 7 giorni che state in acqua corrente, poi viene bollita con tutti. Sì, dopo vado ancora in live, sì, sì. Dopo faccio l'ultimo video e poi basta. Dopo averla fatta stare una settimana in acqua corrente, poi la mettono a bollire e quindi si fa questo brodo di. Allora non da mangiare la pecora, avvocate, perché è un piatto, ti torno a ripetere, che lo puoi trovare nel Cilento oppure in Sardegna. Ah, ma arrivano gli squali, sì. Quindi diciamo, ah, davvero vai in Sardegna. Ma verso le 10:30, credo, faccio l'ultima. Poi dipende, perché qua diciamo, nel Cilento non usano pecore giovani, capisci? Usano pecore grandi e quindi hanno quell'odore molto forte e quindi le fanno, diciamo, sciacquare bene bene bene. E poi queste signore di tanti tempo fa usano fare questo brodo, quindi di bollire questa pecora e in effetti ha un buon sapore, la verità, è carne proprio tenera tenera, quindi per chi è amante diciamo del capretto, dell'agnello, di queste cose qua, più o meno è così la carne, tanto per dire. Sì, adesso è il periodo delle castagne, ci sono certe castagne qui esagerate, solo che pure il prezzo è esagerato, più o meno sugli 8 euro al chilo, le castagne però sono belle grosse grosse. Ieri stavo a casa da papà che ha detto accorta le castagne e le ho mangiate, quindi io mi volevo sedere sul divano e quelli mi dicevano accorta, accorta. Quindi ieri sono andato a trovare mamma come tutte le sere e tutti quanti accorta, accorta. E io ho detto ma che gesto accorta? E quando ci stavano le castagne sotto al divano che si usano mettere si devono mettere sotto diciamo un lenzuolo. Salute, ma tu stai in America, Jasmine tu? Lui è zitto. Jasmine, ma dove abiti? In America 18 euro chilo. No, qua guarda, le più care, io parlo della qualità buona, 8 euro al chilo. Però ci sta un ragazzo di Avellino che si mette alla rotatoria di fratte qua, e fa 3 kg di castagne 5 euro. Esagerato. Cioè, a finale qui ci sta un ragazzo, però non sono belle grandi grandi come escono, eh. Ti dà 3 kg 5 euro, quindi un bel sacchetto, quindi prezzo stracciato. Però non sono di prima scelta, come ti devo dire, quelle là belle grosse grosse. Sono mischiate, cioè, che ne so, 30 saranno grandi, 30 saranno piccole, capisci? Quindi non sono, invece quelle là di 8 euro sono tutte grosse proprio, sembrano proprio pietre. Quindi è quello il discorso, quindi ci sta la qualità e costa. Poi puoi trovare quelle là più piccole di grandezza, le paghi 3,90 euro, però sono la metà di quelle là. Sì, sì, in effetti papà quelle là grandi ieri le ha fatte, diciamo, arrostite sui carboni. Ha messo fuori al balcone i carboni con la padella tipica, quella delle castagne, e le ha fatte lì. Poi le ha avvolto diciamo, sul panno e le ha messe sotto il divano perché dopo dico che si aprono migliore, non si aprono, capi? Si aprono molto meglio. Ma tanto io stamattina l'ho vista a Conad, 7,90 euro, perciò ti dico, io proprio stamattina ho comprato il pane
e stavano 7,90 quelle là grandi. Poi stava il ragazzo sulla piazza in mezzo alla strada che vendeva 3 kg di castagne 5 euro, però l'ho comprata una volta, però sono miste, capi? Piccole, grandi, qualcuna è rotta, qualcuna, capisci? E quindi non sono proprio perfette, quindi diciamo è meglio comprarne poche ma buone. Invece nella quella là di 3 kg la paghi 5 euro, è vero, però su 3 kg al finale 1,5 kg sarà buono. Quindi stiamo là al finale. Poi sono piccole, sono grandi, qualcuno c'ha il buco, qualcuno non è buono. Non vale la pena al finale. Non è che dice vabbè, so grande, dice vabbè, allora sono tutte buone, allora vale la pena. Quindi poi le mette nel panno, le mette sotto, diciamo, un divano oppure sotto un lenzuolo, diciamo, al caldo deve stare, in una coperta tipo una trapunta, una cosa, le fa stare lì mezz'oretta e poi le apri. E vedi che si aprono molto facile, che la buccia quella là marroncina, la pellicina come la chiamate voi, non rimane attaccata alla castagna. Quindi quando la vai ad aprire, ciao Alessandra, si apre tutta bella. Questo è perché la mettono nel lenzuolo, nel panno e poi sotto il divano. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Vado via, se no va a finire l'ultima live e non riesco a farla. Voglio vedere di trovare un video, non un video, diciamo un qualche cosa di particolare. Ma lo so pure qua le noci costano, mo ti dico io no, ti dico la verità. Qua le noci da noi a Conad, io ti parlo sempre del Conad perché vado là, le paghiamo 4,90 euro al chilo. Quindi le noci qua costano 5 euro al chilo. Quindi riempi una bella busta più o meno. 10 euro da voi al chilo, no, qua 5 euro ragazzi. Io poi qualche giorno ho detto a, come si chiama, a titolare del Conad che voglio fare un video, poi farò il video e vi farò vedere ragazzi i prezzi. Gliel'ho detto, lui mi ha detto di sì che lo posso fare, solo lo faccio in diretta perché ci sta l'audio che diciamo non lo posso trasmettere in live perché ci sono le canzoni sotto, capite? Quindi se vado a fare la live poi mi viene con la canzone sotto e non me lo fanno pubblicare, quindi lo devo registrare così e poi a casa metterci, togliere quella musica che esce sotto e mettere una musica normale. Quindi lo farò, vi faccio vedere i prezzi di qua come sono in effetti. Vabbè ragazzi, a dopo, dai, se no va a finire che qua la live dopo non la faccio.